sempre in conduzione Marco Pinti, alla parte tecnica Giulio Cesare Carnelli, terzino Pierluigi Pellegrin, al centrocampo Cainarca, Verna, è tutto molto bello, strepitoso. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Gli aficionados che schierano Manzoni, Stefano Del Brembo, Evandro da Torino, Silvestro, Ezechiele, Romolo da Taranto. A centrocampo Diego e Daniele da Parabiago. Il presevole fraseggio di Lalla da Torino. Allora, dopo l'editto bulgaro passiamo all'editto di Radio Padania e all'editto dell'Affeziogirio. Al 346-642-7756 il più veloce vincerà i punti, il secondo e il terzo le medaglie a consolazione, ma quello che dovete scriverci è la canzone che vorreste, che cosa dico la canzone? La trasmissione che vorreste cancellare con un tratto di gomma. Ebbene sì, editto di Radio Padania. Per il pubblico di Radio Padania, quale trasmissione del servizio pubblico vorreste veder scomparire con un tratto di gomma? Se siete dei competitor dell'Affeziogirio potete semplicemente scrivere la trasmissione, quello che stanno facendo alcuni. Se invece volete entrare già nel merito, potete invece dirci perché farla saltare. Attenzione, deve essere del servizio pubblico. Che aria che tira, mi sembra che invece sia sulla 7, giusto? Quindi non è valido, troppo lontano dallo specchio della porta. Max Di Alzano, una svirgolata, eccolo qua. E invece ecco che va forte. Va fortissimo, non vi dico ancora chi, è stato anche uno dei campioni di Caterpillar e apre secondo me uno squarcio psicologico, perché io non capisco e chiedo a voi perché. Perché prima prendiamo tutti quelli che arrivano. Stefano Del Brembo vuole far fuori Gheo e Gheo, merita un supplemento di indagine, Stefano, perché Gheo e Gheo? Cosa ti ha fatto Gheo e Gheo? Stefano Del Brembo, premio della critica di oggi, perché veramente il modo migliore per sorprendermi è Gheo e Gheo. Allora, io lo dico soprattutto a Fabio Fazio, che potrebbe ascoltare questa trasmissione, o potrebbero farglielo ascoltare. Fabio, guarda, adesso noi facciamo una domanda che secondo me ha un carattere importante. Le risposte che possono arrivare e che so di sollecitare potrebbero in effetti rasentare contenuti sgradevoli, cercheremo ovviamente di limitarli, ma è un mistero perché sui primi 10 WhatsApp che sono arrivati, 10 su 10 quasi, sui primi 10,
Oh ragazzi, ma Fabio Fazio, ma cosa vi ha fatto? Cosa vi scatena Fabio Fazio? Proviamo ad argomentare questa faccenda. Io vorrei sapere, c'è anche chi ci scrive Cuoco Picchi, c'è anche chi ci dice Cuoco Picchi, perché anche il Cuoco Picchi? Vabbè, va bene, ma perché Fabio Fazio? Intanto vi do i risultati dell'Affezio Giro, voi scrivete o ditemelo, cosa non sopportate in Fabio Fazio? Vi ricorda qualcuno? Magari sì, il parroco, magari avete avuto un problema col parroco, o un maestro, un professore. Andiamo a cercare nella memoria collettiva dov'è il problema Fazio, che però non è l'unico, perché c'è anche chi dice il telegiornale di Rai 3 alle 7 del mattino trasmette solo notizie negative, e questo che ce lo scrive è Francesco da Marghera. Potete intervenire su qualsiasi trasmissione attiri la vostra attenzione, oppure su Fabio Fazio che va alla grande. Cosa e perché? Non scrivete più la singola parola, tanto i punti dell'Affezio Giro sono tutti andati, io ve lo dico, mi fa piacere, ma ormai i punti sono andati, e quindi con quest'ultimo abbiamo davvero chiuso l'Affezio Giro quanto ad agonismo interno. Vorrei sapere invece da voi, amici, che cosa non va in Fabio Fazio. Cioè, pensateci un attimo, e cosa non va. Allora, abbiamo anche il nostro amico che dice: ti sei dimenticato di Alessio, che già 2 mesi fa aveva fatto la formazione di RPL. È vero, Alessio è dalla lontana Perugia, eccolo. E ancora, ecco, ma se scompare chi l'ha visto? Ci chiede invece un amico che ha più senso, diciamo così, è il paradosso. In effetti chi l'ha visto è un problema, è Dario da Parabiago, anche lui. Oh, ma ragazzi, ma in quanti siete ad ascoltarci a Parabiago? Perché ce ne sono solo 3 che sono aficionados dell'Affezio Giro. Quindi, se valgono le economie di scala, che secondo me non valgono, a Parabiago noi dobbiamo come minimo fare un live. A Parabiago facciamo tutto esaurito. Allora, andiamo a leggervi un po' di robe, anzi prima i punteggi. Prende 5 punti Riccardo da Varese, poi 3 Marco da Milano, 2 Ivan 75, 1 per Manzoni, 1 per Stefano del Brembo, 1 per Max di Alzano e 1 per Roberto da Monza. Dopo vi darò la classifica generale, ma intanto ditemi perché Fabio Fazio. Chris da Bergamo: Fabio Fazio è untuosamente di parte, pagato con soldi pubblici, quindi è di parte untuosamente, però ce ne sono altri che sono di parte, no? Cioè, adesso senza far nomi, però si vede che faccio un nome. Bianca Berlinguer, omen, cognomen, si vede che tende a sì. Giovanna Botteri, Mannoni, e chi altro si può mettere a sinistra, no? Cioè, sono tanti che sono di parte, ma anche, se vuoi, anche di destra, per carità, ce ne sarà uno alle 3 di notte di destra che conduce qualcosa, non lo so, però qualora ci fosse è di parte. Però perché Fabio Fazio è la prima cosa? Proprio che Fabio Fazio, Ignascio, ce l'aveste davanti, gli mangereste gli occhiali. Perché proprio Fabio Fazio? Per Chris da Bergamo forse è l'untuosità, persino è Fazio il fazioso, la faziosità, però ce ne sono tanti altri che sono faziosi. Perché proprio Fabio Fazio? Ragazzi, io guardate che da qui non mi muovo, chiamo Lissoni e apriamo un filone, perché al netto della questione di merito è interessante vedere come davvero i primi 10 tutti hanno scritto Fazio. Poi Stefano del Brembo mi ha sorpreso e ha vinto il premio della critica con Gheo e Gheo. Poi è arrivata la seconda tranche di WhatsApp, adesso ve ne do soddisfazione, anche lì Fazio va per la maggiore. Perché? Se vi dico uno da togliere, Fazio. Che poi a me sembra, non sta mica per tornare Santoro, l'ho sentito da qualche parte, no? Carnelli, non far finta di non esserci dall'altra parte del vetro. Sta per tornare Santoro o no? Forse non sta tornando Santoro, non lo so. Luttazzi, insomma, ce ne sono, no? Cioè, non è che c'è solo Fazio che dici mamma mia, sono tutti imparziali, porca vacca, è rimasto Fazio su Rai 3, mannaggia, sono tutti così bravi, Fazio proprio stona. Perché? Marco da Milano dice Fazio non mi piace e basta, e non farmi diventare scurrile perché è ideologicamente accecato.
poi attenzione che qua entriamo invece nella fisionomia di Fazio, grazie a Roberto da Monza, che dice: Fazio sembra l'Emilio Fede dei tempi migliori. E ancora qui l'elemento scivoloso, l'elemento sciolina su Fabio Fazio. C'è qualcosa che non vi convince in Fabio Fazio, qualcosa che vi suona inautentico, ipocrita nel senso etimologico, vuol dire attoriale, artefatto. 0266 20 35 29, se volete potete anche scriverci. Giacomo da Dalmine dice: sembra proprio un prete un po' laido, ha quell'immagine di un prete lì. Oh Fabio, non è che ti devi offendere, non stiamo parlando di te come persona, stiamo parlando della reazione che una copia di te attraverso l'immagine televisiva provoca quelli che adesso stanno ascoltando un altro elettrodomestico. Quindi non provare a querelarci, perché tu non c'entri niente di questa faccenda qua, la persona che sei. Stiamo cercando di capire quest'altra cosa che riguarda la copia di te che noi vediamo in televisione. Per Giacomo da Dalmine c'è qualcosa sai quando c'è il parroco è arrivato il parroco nuovo, e com'è? Per carità, però non è che mi convince. Ecco, quella sensazione lì, Giacomo, dimmi se sbaglio, perché io poi provo a interpretarvi e a volte, anche nel tuo caso, a rendervi leggibili. Goffredo dalle Romagne. Fazio è un bipede, colmo di rupinia e avvolto in una pelliccia di insipienza. Il vero problema per Goffredo è invece più personale, ossia che egli viva da questo punto di vista, che sia nato addirittura, ci scrive, però ovviamente è una sua iperbole. Però ecco, una sorta di pelliccio, cioè come Fazio ha intorno qualcosa. Per Goffredo è pelliccia, per altri invece una sostanza viscosa, tale per cui diventa il primo pensiero. Giacomo da Dalmine dice: mi ha confermato più o meno la mia interpretazione. Poi abbiamo Stefano e Brembo. Poi libero le linee perché attenzione, variante Geo e Geo. Sveva, che è la conduttrice di Geo e Geo, invita sempre il cuoco Fabio Picchi, che è ricco sfondato e vuole l'immigrazione, e quando c'è cuochi giovani da far lavorare apparire. Va bene, allora attenzione Sveva, non scappa nulla qua. Allora, Riccardo da Varese. Fazio, oltre a essere fazioso, è, ecco vedi anche lui, untuoso. C'è come un qualcosa che arriva, cioè tra Fazio e la telecamera c'è come una membrana che viene percepita e che ai più fa rigetto. Interessantissimo comunque. Poi ci sono anche, diciamo, come si può dire, esempi minori e collaterali, no? C'è ad esempio Zorro, che però è sulla 7, la Berlinguer con Mauro Colonna, che non se ne può più, ci scrive la Lalla, ma è Fazio il centro, e la nostra Moby Dick è Fazio, il resto è contorno ittico, è plankton, è creature più o meno afferrabili, più o meno, ma è lui Moby Dick. Ivan 75, a parte la faccia, che solo quella mi dispiace, perché a Ivan arriva un po' come una faccia da schiaffi, c'è la faziosità. E poi una volta, attenzione, Ivan 75, una volta l'ha incontrato faccia a faccia, ha visto Moby Dick nella sala d'attesa di un chiropratico. Pensate, Ivan 75, vedete? Ivan 75, fa tutto l'ascoltatore affezionato, cioè, poi lo sappiamo dove va, coi poteri forti va Ivan 75, dai chiropratici dei poteri forti, Ivan 75, bravo. E ancora Marcello Oltre il Colle di Bergamo, un saluto anche a te, che ci ha semplicemente salutato. E poi abbiamo chi ci manda delle cose sull'euro che non c'entrano, ma ci fa piacere. Si continua anche sulla piccicosità, è un altro delle cose che segnalate. Massimo da Vignate dice: è antipatico ma soprattutto guadagna troppo. Ecco, lui diciamo la mette su è fin qui il primo che la mette su una questione di natura razionale, cioè milioni di euro del suo stipendio sono, a detta di Massimo da Vignate, ma mi sembra una constatazione di diciamo buon senso abbastanza così ampliabile non solo a lui,
i soldi del suo stipendio sono sproporzionati al lavoro e alla resa di quanto fa. Ma poi abbiamo Maria Pia da Treviso. Anche a me non piacciono le sue domande, che sono sinistroidi. E poi la Litizzetto, che in questo caso viene vista insomma come figura ugualmente sgradevole, benché ancillare al nostro Moby Dick, al nostro Moby Fazio. C'è chi dice è un Gili Pollas, che non so cosa sia, Marina, dalla Spagna. Io l'ho ripetuta questa cosa, ma non so cosa sia. Lamberto da Lozza. Ciao Marco, a me Fazio ricorda le limacce, quei lumaconi rossi senza guscio, bavosi e striscianti. È un qualcosa, vedete, che ha a che fare comunque col tatto, più che cioè la vista si ha una prima, diciamo, difesa dallo sguardo di Fabio Fazio. Adesso metto una foto di Fabio Fazio in redazione, perché secondo me ci fa bene. Poi dopo si avverte, ma non col tatto, è lì che io voglio chiamare Lissoni, perché non la tocchiamo la televisione, no? Si avverte però un qualcosa di appiccicoso, un qualcosa di un attrito che per i più che stanno scrivendo qua a Radio Padania è un attrito sgradevole, un qualcosa. Ci siamo capiti, come quando, sapete, quando avete la mano che si è un po' impiastricciata, non è sporca, non è che dici oddio la mano sporca, che vergogna, mi devo lavare, però ecco la caramella, cioè bene, la caramella, avete mai dimenticate in tasca una caramella per una settimana, magari fa caldo, la caramella nella carta, ci sono quelle caramelle lì che creano quella cosa che quando apri la carta della caramella, anche se la caramella ti piace, però c'è quell'appiccicato che ti rimane poi attaccato alle dita, no? Secondo me qui ci siamo, stiamo avvicinandoci, ma perché poi? Cioè, perché lui? Per questo appiccicaticcio? E questo è il tema, è interessantissimo secondo me. E adesso buttiamo all'aria tutta la puntata. Caro Giulio Cesare Carnelli, chiama per favore il direttore e digli che noi a Rebelot non ci occuperemo mai più di altro. Digli che lo spazio Parlamento, il calcio è tutto abolito e per i prossimi 365 giorni ci occuperemo solo della sensazione che provoca la visione di Fabio Fazio. Ebbene sì, e voi dovete essere ovviamente arruolati in questa cosa, anche se siete ascoltatori che non lo guardano, dovete guardarlo, dimostrarci mandando foto di voi che lo guardate su WhatsApp che lo state guardando e diventerete ricercatori. Dovete anche avere un quablock su cui in tempo reale annotate le vostre emozioni e chiamami il CERN di Ginevra per favore, per capire se esistono dei diaframmi che dei modi, chiama la crusca. Come si può definire meglio Fabio Fazio rispetto alla caramella tutta appiccicaticcia che ti sei dimenticato ma che apri lo stesso? Manzoni dice la sensazione è quella della sabbia nelle mutande, anche qui no? Costume bagnato, mare e c'è quella situazione per cui esci dall'acqua ed è rimasta tutta ecco. Però quella roba lì non lo so, perché poi per me io devo cercare di interpretare voi ed è difficile censurare quello che invece penso io. Prendiamo una telefonata. Pronto? Sì, ciao. Eccoti. Senti, guarda, questa sensazione tu l'hai descritta benissimo. Grazie. Perché io metto le caramelle davanti al piano guida del camper, no? Sì. E poi restano lì. E si appiccicano e quando ne hai bisogno sono quelle merdacce, le caramelle che non riesci a mangiare né a staccare dalla carta e questo veramente Fazio. Ecco, lui non è ovviamente una merdaccia, non lo è, noi ti ricordiamo Fabio, qui non è neanche una questione legale perché siamo abbastanza tranquilli, sappiamo cosa stiamo facendo, lo dico a te Fabio Fazio, magari ci stai sentendo, magari ascolta Radio Padania e dice no, ma perché? Fabio, non sei davvero tu, è la copia di te che si trasmette tramite le immagini televisive e quindi non è più Fabio Fazio, no? È un'emozione Fabio Fazio che si incarna con il daguerrotipo della tua immagine, ma quello che a noi interessa non è la tua immagine in sé, sulla quale nessuno di noi può pretendere, no, di esprimere giudizi. Quello che ci interessa è la scintilla
che è una scintilla di odio e di amore che si instilla in parte del pubblico. Perché la cosa incredibile è che questo suo atteggiamento, che nelle intenzioni è l'atteggiamento meno divisivo immaginabile, perché adesso Santoro aveva evidentemente un atteggiamento divisivo. Luttazzi bestemmia tutti gli dei che esistono e ha evidentemente un atteggiamento divisivo, o ti arrabbi o applaudi. Crozza spesso ha atteggiamenti divisivi perché colpisce alcuni punti dove si sa, cioè, Fazio nelle sue intenzioni non vuole questo, eppure gli arriva questo. È molto interessante, interessantissimo. Nonostante Marco da Milano abbia giustamente a sottolineare ormai il mio delirio, è giusto così comunque. Ancora abbiamo Iva75, un'area da film americano tipo Non aprite quella porta, e poi Riccardo Avarese si ritira, non ritirarti, adesso tornerai, e poi Gianni ancora dice, anche lui è il compenso, ma anche una faccia un po' da chirichetto che vuol sembrare umile, ma in realtà, forse, grazie Gianni, forse la chiave di Fazio, o della percezione che sia di Fazio da parte di chi non ama Fazio, è il ma in realtà. Ci sembra che ci sia qualcosa dietro. C'è? Non lo possiamo sapere. Questo non lo sa nessuno, ma è quello che ci porta. E poi c'è ovviamente i prescindisti, e Giulio è uno di questi, dice: a me sta antipatico a prescindere, cioè domani può fare qualsiasi cosa, gli starà antipatico. Poi ancora Marina di Spagna ci dice strano, immagino che sia questo, è uno strano, ok? E poi sinceramente non lo so perché da mesi che non lo guardo. Fazio, ci dice Francesco Amarghera. Francesco, se vuoi far parte del nostro team di ricercatori, però lo devi vedere. E ancora, sostituire la trasmissione dalla Bianca con nuova trasmissione su revenge porn, dice Alex da Salò. Le faremo, abbiamo anche toccato il tema del revenge porn e lo ritoccheremo perché è un tema molto 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 importante. Ma andiamo a vedere, sei lo psicanalista di Fazio, chiede Alessio. No, non ancora. Ma Mannoni dove lo mettiamo? Ecco, Mannoni ad esempio non attira però tutte queste attenzioni, chissà come mai. E ancora Claudio Dalbairate, Fazio difende il suo foraggio e chi glielo procura, insomma, la mette un po' greve. Noi facciamo una breve pausa, ma poi scoprirete che non abbiamo parlato di Rai a casaccio, perché dopo il calcio e dopo il plin plin Parlamento, che oggi ci porterà niente po' di meno che in Libano, sentiremo l'audizione di Marcello Fode, presidente della Rai, e sentiamo insomma quello che ha detto. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato
sconfitto, ma il Brasile non devolte e con la sua giovanissima stella Edson Arantes, Donatimiento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. E rieccoci con il nostro spazio dedicato al calcio con la redazione di cartacantaweb.it. Anche oggi Alfonso Sciascia in onda con noi. Benvenuto Alfonso. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora Alfonso, oggi ci prendiamo qualche minuto in più rispetto a ieri per fare il punto su questo campionato. Ieri abbiamo parlato già dell'evento storico, ossia gli 8 scudetti consecutivi della Juve, il fatto che ormai la squadra di Allegri si può concentrare solo e esclusivamente sulla Champions, addirittura rischia di vincere già lo scudetto matematicamente questo sabato con la SPAL. Se lo scudetto è già dato e ovviamente toglie molto interesse al campionato, quanto accade in quarta posizione vede un vero e proprio scontro diretto, perché il Milan questa volta non può sbagliare, perché la partita con la Lazio è di quelle dentro o fuori. Se si sbaglia la Lazio aggancia il Milan e a quel punto i dolori incominciano a diventare anche aritmetici e non solo di trend. Sì, perché la Lazio sarà l'avversario che il Milan dovrà affrontare 2 volte, sia per quanto riguarda lo scontro Champions, sarà come una finale di Champions contro la squadra di Inzaghi, sia per quanto riguarda il ritorno di Coppa Italia, e per il Milan andare in finale di Coppa Italia sarebbe veramente importante, dato che l'altra semifinale sarà Atalanta-Fiorentina, quindi la Juve non è partecipe di questa manifestazione fino alla fine quest'anno, quindi è importante per il Milan sicuramente arrivare fino in fondo, certo. Sì. E da questo punto di vista la partita sarà di quelle dove secondo te il Milan proverà a vincere, oppure si continuerà a fare questo piccolo cabotaggio, insomma si andrà bene anche un pareggio, perché comunque zitta zitta l'Atalanta è lì e non ha nemmeno una giornata così proibitiva, perché ospita l'Empoli che è vero ha bisogno di punti, però è lì è proprio terzultimo. Sì, diciamo il Milan è sicuramente obbligato a vincere, anche perché i regali sono stati già consegnati alla squadra di Gattuso. Gattuso ha detto appunto che sì, è stato è arrivato un punto in 4 partite, ma anche le inseguitrici, le squadre concorrenti hanno rallentato. Una squadra che ha dei punti di forza, sicuramente Piontek è quel giocatore che con 21 gol stagionali sta eguagliando risultati che hanno intrapreso altri giocatori della storia. Al primo anno in Serie A solo Shevchenko, mi viene in mente Milito, mi viene in mente Montella, hanno raggiunto questi risultati, quindi sicuramente partirà dal polacco come punto di riferimento. Gattuso è obbligato a sistemare un po' la fase difensiva, che in alcuni interpreti sta leggermente sbandando, vedi Calabria, vedi Musacchio, e poi c'è un Suso da ritrovare, perché se è vero che contro la Juve non ha demeritato facendo belle azioni, in alcune fasi di gioco non è ancora lo spagnolo che ricordiamo ai tempi della scorsa stagione, senza andare troppo lontano. Certo, quindi, dove comunque nel bene e nel male era un punto di riferimento. Sì, un giocatore che sta mancando alla causa del Milan, forse perché magari gli avversari si sono anche premuniti al suo gioco, forse è diventato un po' prevedibile, ma un giocatore fondamentale per la causa rossonera. Ecco, mentre abbiamo citato come diciamo antagonista nella corsa del Milan l'Atalanta, però se noi fossimo di Bergamo avremmo, secondo te, a questo punto, alla 31esima giornata, la legittima speranza di farcela, una Champions che sarebbe epocale per l'Atalanta? Sarebbe sì epocale, ha dei giocatori, ogni anno la squadra di Bergamo, appunto allenata da Gasperini, ci ha abituato a fare del gran calcio con interpreti diversi, perché non dimentichiamo che ogni anno l'Atalanta sforna dei talenti nuovi. Quest'anno mi ha impressionato personalmente Castagne, che è anche stato convocato dal Belgio, un giocatore che è migliorato tantissimo. Poi sono veramente in uno stato di grazia. Bisogna vedere se reggeranno, appunto, come dicevo prima, l'Atalanta sarà impegnata anche nella semifinale di Coppa Italia, bisognerà vedere se regge
reggerà l'urto emotivo del doppio impegno. Da qui a dirti che per il prestigio dell'Italia l'anno prossimo vedere l'Atalanta in Champions piuttosto che il Milan mi fa un po' riflettere, perché nel senso, un conto è conquistarla meritatamente, un conto è poi disputare la competizione. Sì, certo. Quindi sicuramente se la meriteranno poi dovranno anche giocarsela fino in fondo l'anno prossimo. Ecco, mentre oggi di oggi, insomma, di questi giorni, la notizia dell'esonero dell'allenatore della Fiorentina Pioli. È un campionato non esaltante quello della Fiorentina, però bisogna anche dire che un'annata un po' storta può capitare, né la Fiorentina ha una rosa per cui insomma era obbligata ad ambire a molto di più. Campionato senza infamia, senza lode. Perché c'è così poca tolleranza verso un'annata storta? Questo da sempre. Diciamo che forse sono mancate le motivazioni. Come hai detto bene tu, la rosa della Fiorentina non è da quella posizione in classifica, perché ricordiamo che è sì sulla parte sinistra della classifica, se non sbaglio, non so se hai la classifica sotto mano, sì. A 39 punti se non sbaglio, la Fiorentina, quindi con giocatori del calibro di Muriel, che comunque era stato anche accostato al Milan, un giocatore che dimostra sempre di essere di grande livello. Chiesa ha degli elementi importanti, è una squadra che sicuramente doveva fare di più, doveva esprimere di più, almeno ambire a lottare per l'Europa League. Adesso è veramente dietro. Poi sì, l'esonero di Pioli arriva in un momento in cui la società, già dopo la sconfitta contro il Frosinone, aveva esternato il fatto che qualcosa nell'ambiente non andava, quindi io immagino che il buon Pioli ha anticipato tutti, prendendo lui la decisione, non facendosi esonerare. Poi l'ambiente di Firenze non è un ambiente ostile, ma sai, quando c'è della valle c'è sempre qualcosa da riflettere. Comunque Pioli è stato un allenatore che ha fatto crescere anche dei giovani importanti, perché vedi Chiesa l'ha fatto crescere Pioli fondamentalmente. Appunto, io la domanda che volevo farti, che poi diventa se vuoi un po' più strutturale, è perché noi che guardiamo il calcio non ci scandalizziamo se la Fiorentina toppa un'annata, insomma, senza infamia, senza lode, vabbè, andrà meglio l'anno prossimo. Perché invece i presidenti non riescono alla fine a trarre un bilancio di sereno fallimento? Perché succede che le cose magari non funzionino e funzioneranno l'anno prossimo, magari hanno bisogno semplicemente di più tempo. È come spegnere il forno dopo 10 minuti perché non è pronta la torta, peccato che magari quella torta lì ne ha bisogno mezz'ora. Nel senso, alla fine torniamo sempre al solito, nel senso, gli investimenti sono stati fatti, nel senso, mi viene in mente anche Gerson acquistato dalla Roma. Un presidente quando investe dei soldi vuole qualcosa in più. Quando magari si sa che poi adesso ci sono altri presidenti che usano chiamare, riprendere, chiamare allenatori, quindi non si sa mai che adesso la squadra è stata affidata al secondo della primavera della Fiorentina, non si sa mai che magari ci possa essere un ritorno di Pioli. Adesso mi viene in mente il Pozzo dell'Udinese, è un presidente abituato a chiamare e richiamare lo stesso allenatore, solo per smuovere un po' la situazione. Io non dico che questa sia una scelta corretta, però ovvio che quando un presidente investe dei soldi, ripeto, Muriel è stato un investimento, vuole dei risultati. Ovvio non ci aspettiamo che la Fiorentina lotti per la Champions, ma neanche essere a ridosso della Samp, e a 39 punti mi sembra molto poco. Poi dopo la vicenda Story, Pioli è stato bravo anche a unire il gruppo. Si vede che questa atmosfera ora non basta più per far conseguire dei risultati alla Fiorentina. Ecco, certamente poi c'è anche questo, aggiunge un dramma al dramma. Alfonso, io ti ringrazio, poi nelle prossime puntate vedremo di toccare le altre partite importanti. Nel frattempo vi rimando al sito cartacantaweb.it. Grazie ancora Alfonso Sciascia. Ringrazio te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania, buona serata. Lo salutiamo ancora e andiamo all'altro sport estremo. Qui Parlamento, oggi il deputato Billy della Lega ci porta in Libano. Qui Parlamento. Illustre Presidente, colleghi deputati, l'intesa al nostro esame ha lo scopo di promulgare per ulteriori 5 anni
la vigenza dell'accordo di cooperazione con il governo libanese nel settore della difesa. Sottoscritto il 21 giugno del 2004, è stato ratificato con la legge 126 del 2006 ed è entrato in vigore per la durata di 10 anni a partire dal 16 settembre dello stesso anno. Il Libano, gentili signori, cari colleghi, occupa, come voi ben sapete, un'area di assoluto rilievo strategico nel cuore del Medio Oriente. I suoi equilibri politici sono spesso stati condizionati dalla conflittualità e dagli interessi geopolitici dei diversi attori dell'intera regione mediorientale. La presenza, inoltre, di un numero particolarmente elevato di rifugiati nel suo territorio, stimato dalle organizzazioni internazionali in oltre 1 milione, costituisce un ulteriore elemento di grande fragilità interna. Mi preme sottolineare che il nostro Paese è presente in Libano da molti anni, non solo attraverso il personale dei vari organismi della cooperazione allo sviluppo, ma anche nel quadro della missione internazionale UNIFIL, ed ha saputo guadagnarsi con la sua azione la stima ed il rispetto di tutti gli attori regionali. In particolare, l'Italia partecipa alla missione UNIFIL con un contingente di circa 1.100 militari, stanziato presso la base Mille Voi in Sama, mentre l'unità di manovra e i supporti sono distaccati tra le basi di Al-Mansuri e di Sama e le basi operative avanzate lungo la zona cuscinetto israelo-libanese, denominata Linea Blu. Dall'agosto dello scorso anno, per la 4ª volta, un alto ufficiale italiano, il generale Stefano Del Col, è a capo dell'intera missione UNIFIL, nella quale operano unità di numerosi paesi: Armenia, Brunei, Estonia, Finlandia, Ghana, Georgia, Irlanda, Malesia, Repubblica di Corea, Serbia, Slovenia e Tanzania. L'Italia è inoltre parte del gruppo internazionale di sostegno al Libano, voluto nel 2013 dal segretario generale delle Nazioni Unite, finalizzato a consolidare la presenza nazionale nell'area, al fine di capitalizzare l'impegno del nostro Paese sul fronte medio orientale, incentrato nell'operazione UNIFIL, nonché di rafforzare la già proficua collaborazione nel settore addestrativo con le forze armate libanesi, anche nell'ottica di future acquisizioni di materiali ed equipaggiamenti. Inoltre ricordo che la cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza con il Libano, definita dall'accordo del 2004, concerne le questioni legate al peacekeeping ed alle operazioni umanitarie in ambito ONU, l'industria per la difesa e la politica degli approvvigionamenti, l'interscambio ed il transito di materiali d'armamento, ed è finalizzata al miglioramento delle reciproche capacità militari nel campo addestrativo e tecnologico. Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, essa è formata dalla nota verbale della nostra ambasciata a Beirut, la numero 1331, che è del 25 luglio 2016, e dal riscontro positivo del Ministro degli Esteri e degli Emigrati della Repubblica del Libano, che è del 16 settembre 2016. Tale strumento diplomatico prevede il rinnovo della vigenza dell'accordo del 2004 per un ulteriore periodo di 5 anni, e cioè fino al 16 settembre 2021. Inoltre, attesa la menzionata presenza significativa di militari italiani in Libano, assicura l'applicazione provvisoria da parte libanese di tutte le previsioni ivi inserite, in attesa del perfezionamento delle procedure di ratifica italiana. Da ultimo, signor Presidente, è opportuno segnalare l'attestazione dello scambio che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che la legge numero 126 del 2006, che ha autorizzato la ratifica dell'accordo originario, ha già previsto la copertura finanziaria della spesa di 12.500 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2006. Grazie mille, ho concluso. Qui Parlamento. E prima di andare a sentire cosa ha detto Marcello Foa alla Commissione di Vigilanza Rai, il terzo sport del nostro pomeriggio insieme, l'Affezio Giro, ossia quanto siete affezionati a questa trasmissione, quanto veloci siete a scrivere, quanto siete pronti a dire Fabio Fazio a richiesta. Allora, in cima alla classifica generale c'è ancora il nostro Manzoni from Canarie, 6 punti, segue Riccardo da Varese con 5, Stefano Del Brembo con 4, Marco da Milano con 3, Evandro da Torino con 2, insomma classifica molto
molto molto tirata. Attenzione, affeziogiristi all'ascolto, attenzione, perché questa settimana l'Affeziogiro andrà in onda in forma ridotta. Domani non si terrà neanche venerdì, quindi giovedì ci sarà la finale dell'Affeziogiro. Non perdetevi la puntata di giovedì, affeziogiristi, perché eccezionalmente in questa settimana si giocherà lì la finalissima, quindi avete ancora una opportunità per ribaltare la classifica e sono sicuro che ci saranno sorprese fino all'ultimo. Sorprese le ha regalate in realtà anche Marcello Foa durante questa audizione. Noi vi faremo sentire una larga clip. Incominciamo con l'inizio, come è normale che sia, che insomma se uno apre in principio creò il cielo e la terra, è inutile che apri a metà con scritto Mosè andava via, no, cioè prima Adamo ed Eva, poi Mosè, facciamo le cose fatte bene, prima la A, poi la Z, prima l'1 e poi il 9, a seconda che non sia un 91, in tal caso è ovvio che gli addendi si invertano, sebbene addendi non siano. State addendi voi, con questo tocco il fondo del gioco di parole e do spazio a Marcello Foa. Saluto e ringrazio il presidente Marcello Foa e l'amministratore delegato Fabrizio Salini per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna. Benvenuti. Il dottor Foa e il dottor Salini sono accompagnati dai dottori Fabrizio Ferragni, direttore delle relazioni istituzionali della RAI. Ricordo che l'odierna audizione avrà ad oggetto in primo luogo il piano industriale e il piano editoriale 2019-2021, sui quali, anche in merito a quanto emergerà nel corso della seduta dai vari interventi, la Commissione potrà riservarsi di esprimere i propri indirizzi anche tramite un'apposita risoluzione. Nell'audizione inoltre saranno trattati alcuni temi tra gli altri sui quali i commissari hanno chiesto un approfondimento. Il rispetto del pluralismo nell'informazione della RAI alla luce del richiamo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i riscontri sui dati di monitoraggio pervenuti alla Commissione tramite l'Osservatorio di Pavia a seguito delle segnalazioni di alcuni commissari. 2. Fornire rassicurazioni affinché le nomine dei direttori di rete, di canale e di testata previste ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera 5 del decreto legislativo numero 177 del 2005 siano effettuate in piena autonomia, indipendenza e senza ingerenze esterne, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale. 3. Acquisire utili elementi informativi anche attraverso specifici report sulle produzioni esterne della RAI, nonché sui bilanci e sui controlli delle spese delle diverse sedi regionali della RAI. 4. Approfondire il tema dei concorsi della Scuola di Giornalismo di Perugia e l'esigenza di valorizzare le professionalità interne all'azienda. 5. Riferire gli indirizzi e le linee editoriali aziendali che la nuova governance della RAI intende assumere nel rispetto degli obblighi posti dal contratto di servizio. Ricordo che, come avvenuto in precedenti audizioni, per l'organizzazione dei lavori si prevede un intervento introduttivo da parte degli auditi per una durata di circa 20 minuti. Seguiranno i quesiti da parte dei gruppi che avranno a disposizione un'ora complessiva di tempo, così ripartita. Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Partito Democratico 10 minuti ciascuno, Fratelli d'Italia, Autonomie, Misto Senato, Leu Camera 5 minuti ciascuno. Successivamente il dottor Foa e il dottor Salini avranno la possibilità di replicare ai quesiti. Cedo quindi la parola al Presidente Foa. Grazie Presidente, saluto con rispetto la Commissione, ringraziando per l'opportunità che ci viene data a distanza di qualche mese di tornare a riferire su temi di carattere strategico per la RAI in un momento particolarmente delicato per il posizionamento dell'azienda nel sistema italiano delle comunicazioni. Se siete d'accordo io partirei dai punti 1 e 3, quelli relativi alla GCOM e all'osservazione dell'onorevole Moulet, per poi passare la parola all'amministratore delegato per affrontare gli altri 5 punti. In primo luogo ritengo opportuno segnalare che con la delibera 5819 del 22 febbraio 2019 l'autorità, pur ritenendo infondati alcuni esposti pervenuti nelle ultime settimane per la presunta violazione del pluralismo informativo da parte di RAI, richiama comunque la concessionaria a garantire il più rigoroso rispetto dei principi sanciti in materia. In particolare, con questo provvedimento l'autorità ha sostanzialmente archiviato le specifiche segnalazioni pervenute da parte dei professori Riccardo Puglisi e Francesco Vanier nei confronti della trasmissione Povera Pace del 25 gennaio per un servizio sul cosiddetto signoraggio, del senatore Davide Ferraone per la trasmissione su Rai 1 dei messaggi di utilità sociale su quota 100 e sul reddito di cittadinanza nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, dell'onorevole Michele Anzaldi per i servizi giornalistici diffusi dal TG1 e dal TG2 il 9 febbraio in occasione dell'incontro avvenuto a Vicenza tra i vice premier e i risparmiatori delle banche in default.
e ancora con riferimento all'esposto presentato dal Partito Radicale e Lista Pannella nei confronti dei notiziari del TG1, TG2 e TG3 per l'asserita mancanza di informazione sulle relative iniziative politiche e l'autorità non si è espressamente pronunciata. L'Agcom, preso atto dei dati di monitoraggio sul pluralismo informativo del mese di gennaio 2019, ha poi rilevato, cito testualmente, che il governo, escludendo i tempi del Presidente del Consiglio, ha fruito in tutte le testate RAI di tempi elevati, in particolare tra i soggetti che hanno ottenuto i tempi più elevati del governo sono risultati, come già registrato nei mesi precedenti, i ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'Agcom, pertanto, tenuto conto che la delibera è stata preceduta il 19 dicembre 2019 da altro provvedimento di analogo tenore e che nella primavera 2019 avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, richiama la RAI ad assicurare la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, avendo cura di assicurare la presenza degli esponenti istituzionali sia funzionale alla che la presenza degli esponenti istituzionali sia funzionale alla completezza dell'informazione sulle iniziative del governo, riconoscendo agli esponenti politici la fruizione di tempi adeguati per la rappresentazione delle tematiche di rilevanza politica. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, anche in vista dell'imminente avvio della campagna elettorale. Inoltre, una trattazione completa ed imparziale sui principali temi di attualità per consentire al cittadino elettore di cogliere le ragioni che animano le diverse opinioni in campo, così concorrendo efficacemente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole e informata. Per quanto riguarda il pluralismo, che rappresenta uno degli elementi centrali di caratterizzazione dell'offerta informativa della RAI, la necessaria premessa per ogni possibile valutazione del pluralismo politico è rappresentata dalla delibera Agcom numero 2206, recante disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi elettorali, e la delibera Agcom 24310 recante criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei diffusi dalle reti televisive nazionali. La ratio di questa norma risiede nella consapevolezza che particolari avvenimenti congiunturali nazionali o internazionali, sia nei telegiornali che nei programmi di approfondimento, possano temporaneamente privilegiare alcune componenti del dibattito tra i diversi soggetti politici. Per tale motivo, solo un arco temporale più ampio di un mese, almeno 3 mesi per i telegiornali e l'intero ciclo di trasmissione nei programmi di approfondimenti, costituisce un periodo congruo per esprimere valutazioni corrette sul grado di pluralismo. Allora, in questo ambito il contesto è che i primi 10 mesi del governo Conte hanno rappresentato una situazione senza precedenti nella storia dei governi politici repubblicani per diverse ragioni. Innanzitutto l'esecutivo è caratterizzato dalla presidenza retta da una figura proveniente dalla società civile, con una funzione di garanzia dell'attuazione del programma di governo, della presenza di 2 vice premier che rappresentano contemporaneamente 2 ministeri chiave e insieme la leadership dei 2 principali partiti e movimenti italiani costituenti la maggioranza. Una situazione insolita per la politica italiana, molto diversa dai precedenti. È una situazione insolita per la politica italiana. Ascoltiamo la relazione del Presidente Fo, cortesemente, grazie. Una situazione insolita politica per la politica italiana, molto diversa dai precedenti governi. Inoltre il confronto tra i partiti componenti l'alleanza avviene più a livello governativo che a livello di confronto politico e parlamentare. Ne consegue che è stata privilegiata la voce dell'esecutivo rispetto a quella degli esponenti politici della maggioranza. Questo ha prodotto una struttura informativa focalizzata sui leader, ma a scapito delle altre voci della maggioranza, certo non di quelle dell'opposizione. In particolare hanno avuto molto spazio le politiche di gestione dei flussi migratori e dell'accoglienza, la politica economica con il confronto interno alla maggioranza sulla realizzazione dei provvedimenti guida del cosiddetto contratto di governo e con il varo e l'approvazione della legge di bilancio dopo un lungo confronto con le istituzioni europee. Infine, nei primi mesi del 2019, il varo di provvedimenti che interessano milioni di cittadini come il reddito di cittadinanza e la cosiddetta quota 100, nonché le stime sulle crescita del PIL e degli investimenti industriali.
La sfida presentata da questa inedita contingenza è stata raccolta dalla RAI come da tutti i principali organi di informazione giornalistica, sia dalla carta stampata sia dai media elettronici tradizionali, a prescindere dall'orientamento, presentando soprattutto la voce dei soggetti politici che rivestono il triplice ruolo di leader dei partiti maggiormente premiati alle elezioni. Ecco, noi ci fermiamo un attimo, dopodiché ritorneremo a sentire cosa ha detto oggi Marcello Foa. Intanto interessante sottolineare questo dualismo, se di dualismo si può parlare, con l'Agcom, che insomma è stata a misurare, ha richiamato la RAI per la sovraesposizione di Salvini e di Di Maio. Nella replica tra le righe di Foa un po' si vede come in realtà la RAI non fa altro che in qualche modo adeguare la sua copertura, questa la difesa di Foa, al fatto che la politica si sia verticizzata verso i leader, e quindi sì, è vero, una sproporzione di Salvini e Di Maio, ma a dispetto di altre voci della Lega e del Movimento 5 Stelle, non certo a dispetto dell'opposizione, così ha voluto ricordare Marcello Foa. Una breve pausa e poi continuiamo a sentirlo. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati. Su Radio Padania Libera. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. È giusto per ricordare che l'Agcom è l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quella che insomma è chiamata a vigilare che non ci siano sproporzioni nella rappresentazione mediatica di maggioranza e opposizione. Al suo vertice c'è Angelo Marcello Cardani, che tra le varie cose, oltre a essersi laureato alla Bocconi, dove è stato professore associato di economia politica, ha svolto alcuni ruoli istituzionali nell'ambito dell'Unione Europea, dove tra l'altro è stato membro del gabinetto del commissario europeo Mario Monti per il mercato interno e capo del gabinetto aggiunto del commissario europeo Mario Monti per la politica per la concorrenza, ed è all'Agcom dal 2012, dove successe per l'appunto a Malagò, quello del CONI, Calabro, che invece c'era stato dal 2005 al 2012. Quindi Angelo Marcello Cardani, insomma, che ha avuto questo genere di passati professionali. Ma andiamo a sentire di nuovo che cosa dice Marcello Foa. Esponenti di punta del governo e dei ministeri, e che in questa veste non possono non costituire il principale oggetto di interesse di ogni approfondimento informativo. Nel caso della RAI, come mostrerò in seguito, nella parte inerente ai dati relativi al pluralismo politico, questa scelta è stata fatta in un contesto di assoluta garanzia della possibilità della minoranza parlamentare di esprimere le ragioni di opposizione alle politiche dell'esecutivo. Una possibilità che non solo è rimasta molto ampia, ma risulta addirittura superiore a quella rilevata nel recente passato, come dimostrano i dati che riguardano la scorsa legislatura. Allora, parto dal governo Conte, periodo 1 giugno 2018-31 marzo 2019. Nel totale dei telegiornali si è rilevata una struttura informativa di maggiore equilibrio tra maggioranza, governo e opposizioni rispetto a quello rilevato nella precedente legislatura. In estrema sintesi, a maggioranza più governo è andato il 50% del tempo in voce, alle opposizioni il 35%, agli esponenti politici non direttamente riconducibili ai due principali schieramenti il 5% e alle istituzioni il 10%. Il PD infatti ha ricevuto il 17% del tempo in voce, Forza Italia il 14%, il Movimento 5 Stelle il 7%,
altri, amministratori locali, gruppo misto il 5%, la Lega il 3%, Fratelli d'Italia il 2% e il governo nel suo complesso il 40%. Ai soggetti istituzionali, ossia al Presidente della Repubblica, al Presidente delle Camere e ai commissari europei di nazionalità italiana, è stato dedicato il 10% del tempo in voce. Pare opportuno fornire un confronto con una situazione analoga per sottolineare come la RAI, anche in un contesto politico così delicato da mediare, abbia cercato di garantire i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista richiesti dalla normativa, al pari di quanto ha fatto un autorevole quotidiano in un'analisi comparata del pluralismo politico sulle reti generaliste nei primi mesi del governo Conte e nei primi mesi del governo Renzi. Riguardo al governo Renzi, nel periodo 22 febbraio-22 dicembre 2014, la maggioranza più il governo ottenne il 59% del tempo in voce, dunque 9 punti percentuali in più del governo Conte. Le opposizioni il 30% in meno, 5 punti percentuali in meno rispetto al governo Conte. Le istituzioni l'8%, le altre forze il 3%. In particolare il PD ottenne il 19%, Forza Italia il 13%, il Movimento 5 Stelle l'11%, Alternativa Popolare il 3%, Sinistra Italiana, forza di opposizione il 3%, la Lega Nord il 3% e il governo ottenne il 35% del tempo in voce e le istituzioni l'8%. Confronto col governo Gentiloni dal 12 dicembre 2016 al 12 ottobre 2017, maggioranza più governo ottenne il 57% del tempo in voce, 7 percentuali in più del governo Conte. Le opposizioni il 26%, 9 punti percentuali in meno rispetto al governo Conte, le istituzioni l'11% e le altre forze il 6%. Il PD ottenne il 21%, il Movimento 5 Stelle l'11%, Forza Italia l'8%, la Lega il 3%. Riguardo al governo Letta la comparabilità è più problematica, in primo luogo perché la durata complessiva del governo Letta è stata inferiore rispetto agli altri due governi, 9 mesi e una settimana, altri 3 governi, pardon. In secondo luogo, nel primo periodo, dall'entrata in carica 29 aprile 2013 fino al 26 novembre 2013, il governo Letta è stato praticamente un governo di unità nazionale sostenuto da PD, Forza Italia e con le posizioni costituite dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega e da altre forze minori. Nel secondo periodo, con l'uscita di Forza Italia, l'ingresso in maggioranza della sua parte scissionista NCD, la configurazione dei rapporti di forza tra maggioranza e opposizione è diventata più simile a quella attuale. Dunque occorre valutare separatamente i due periodi e considerare che il Movimento 5 Stelle nel periodo iniziale rifiutava le presenze in voce nei notiziari e nei programmi di informazione. Dunque i tempi gestiti di questa forza derivavano esclusivamente dagli interventi parlamentari da comizi, ma sono necessariamente molto sottorappresentati rispetto alla configurazione parlamentare. Nel dettaglio, il primo periodo del governo Letta, quello caratterizzato dalla presenza di Forza Italia nella maggioranza, la maggioranza più governo ottennero il 78% del tempo in voce, più 28% rispetto al governo Conte, le opposizioni l'11%, meno 24%, le istituzioni l'11%, le altre forze il 3%. In particolare il PD il 21% del tempo in voce, Forza Italia il 18%, il Movimento 5 Stelle il 6%, la Sinistra Italiana il 2%, la Lega il 2%. Secondo periodo del governo Letta, quello senza Forza Italia e Grande Sud nella maggioranza, dall'entrata della NCD, maggioranza più governo ottenne il 59% del tempo in voce, più 9 rispetto al governo Conte, le opposizioni il 29%, meno 6% rispetto al governo Conte, le istituzioni il 9%, le altre forze il 3%. In particolare il PD ebbe il 26%, Forza Italia il 14%, il Movimento 5 Stelle il 10%, NCD il 6%, Sinistra Italiana il 3%, la Lega il 2%. In ogni caso una situazione più sbilanciata nei confronti della forza di maggioranza rispetto a quella attuale. Da ultimo segnalo che i dati relativi ai primi 10 giorni della par condicio per le europee evidenziano uno spazio per governo e maggioranza pari al 51,4 a fronte del 39,6 delle opposizioni. Sempre sul tema pluralismo, ritengo opportuno integrare le considerazioni precedenti evidenziando che, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, l'autorità ha preso un'iniziativa finalizzata a sensibilizzare tutte le emittenti nel periodo che precede la convocazione dei comizi elettorali
al più rigoroso rispetto dei principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento. A tal fine l'autorità vigilerà con la massima attenzione attraverso un costante monitoraggio di tutta la programmazione. Questa commissione ha approvato la settimana scorsa il regolamento che stabilisce in dettaglio i criteri per il rispetto della par condicio e individuerà le modalità operative per il relativo monitoraggio puntuale. Passo al terzo punto, quello relativo ai riscontri pervenuti alla Commissione per il tramite dell'Osservatorio di Pavia sui dati di monitoraggio in merito alla presenza di esponenti politici in varie trasmissioni televisive, riferiti dall'onorevole Moulet nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi tenutisi il 13 febbraio scorso. Le considerazioni dell'Osservatorio di Pavia rispetto ai dati forniti dall'onorevole Moulet indicano che i membri del governo con appartenenza politica certa sono stati ricondotti sempre ai partiti, mentre nel database dell'osservatorio sono riclassificati come governo nel caso in cui le domande attengano alla funzione istituzionale secondo la metodologia utilizzata dall'autorità. Pertanto il criterio da osservare è quello relativo governo più maggioranza, che include anche il tempo dedicato ai singoli partiti. Dai dati esaminati emerge che mancano alcune puntate, in particolare per quanto riguarda Porta a Porta. Nel rapporto segnalato dall'onorevole Moulet non risultano molte interviste che invece sono andate regolarmente in onda e che sono state rilevate dall'Osservatorio di Pavia. Ritengo, per concludere, opportuno ricordare due aspetti. In base ai criteri adottati da Agcom, che per legge verifica il grado di pluralismo, il principale elemento di valutazione quantitativa è rappresentato dal tempo di parola dei diversi soggetti, non essendo contemplato per l'autorità il numero degli ospiti che intervengono nei singoli programmi quale criterio di valutazione del grado di pluralismo. I programmi di approfondimento informativo, fuori dalla fase di par condicio, sono tenuti a seguire la congiuntura politica, non essendo programmi di comunicazione politica con spazi contingentati. Da ultimo, laddove siano stati riscontrati dati non in linea, siamo intervenuti con segnalazioni che hanno prodotto un rapido e corretto riallineamento dei dati. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio volentieri la parola all'amministratore delegato per gli altri 5 punti evidenziati nella lettera del Presidente Barachini. Adesso si passa a Salini. Commissari e anche i giornalisti presenti nella sala stampa, e ringrazio per l'opportunità di riferire a questa Commissione in merito al posizionamento strategico che la RAI occuperà nei prossimi anni e di cui il piano industriale 2019-2021 è un primo passo chiave nella definizione del percorso di rinnovamento intrapreso anche grazie al contributo di questa Commissione. Come già anticipato lo scorso autunno, nella mia precedente audizione presso questa stessa Commissione, il quadro di riferimento è di estrema delicatezza per il futuro dell'azienda RAI nel sistema italiano delle comunicazioni, in virtù della stagione di profonda evoluzione dello scenario di riferimento dei media. Nel piano industriale approvato dal Consiglio d'amministrazione lo scorso 6 marzo, oltre a delineare le iniziative strategiche che guideranno il percorso di evoluzione dell'azienda, abbiamo dedicato ampia trattazione all'evoluzione del mondo dei media e di come queste evoluzioni impattino il futuro della RAI. Vorrei sottolineare il lavoro che è stato fatto, nel pieno rispetto dei tempi, da tutte le strutture RAI e dal Consiglio di amministrazione. Quando questo nuovo CDA è entrato nel pieno delle sue funzioni, ha chiesto 6 mesi di tempo di proroga per la realizzazione di tutti i piani previsti dal contratto di servizio. Un mese fa, in linea con la nuova scadenza fissata con l'azionista, siamo giunti a conclusione del lavoro. Un esito tutt'altro che scontato visto i tempi ristretti. Lo scenario in cui si muove la RAI è uno scenario in profondo mutamento ed è evidente che RAI è un soggetto che non può e non deve muoversi esclusivamente con logiche di mercato. La sua natura di servizio pubblico, infatti, le consegna una posizione peculiare nell'ambito dello scenario complessivo, delicata non solo per la qualità della programmazione, ma anche per il ruolo di stimolo che RAI ha e deve avere per l'intero comparto della produzione audiovisiva in Italia. Alla RAI vengono consegnati una serie di obiettivi sfidanti e fondamentali per il suo ruolo di servizio pubblico, dalla tutela del pluralismo a quella delle minoranze, dall'inclusione sociale al ruolo di locomotiva del cambiamento tecnologico. Ecco, il piano industriale di RAI è ambizioso perché porta con sé il dovere di centrare tutti i compiti che sono affidati al servizio pubblico e al tempo stesso intende riportare la RAI ad essere protagonista anche nel mondo digitale, nel quale si sono affacciati nuovi, importanti e aggressivi gruppi.
Il piano industriale 2019-21 si fonda infatti sulla necessità di individuare soluzioni e risposte organizzative in grado di far fronte a un combinato disposto di contingenze che pongono la RAI di fronte a obiettivi non più eludibili e altamente sfidanti. Occorre fare i conti con la pressante necessità di adeguare l'offerta alle nuove aspettative del pubblico, riuscire a rimanere rilevanti in uno scenario nel quale la RAI si trova ad operare in una condizione di maggiori oneri e regole rispetto agli altri operatori. La RAI ha il dovere infatti di mantenere la leadership e contemporaneamente gestire maggiori vincoli rispetto ai gruppi commerciali, adempiere agli obblighi di servizio, tutelare l'identità culturale del paese, proteggere la filiera media locale. Prima di entrare nel merito delle aree di trasformazione e nelle iniziative strategiche su cui il piano industriale è costruito, ci tengo a darvi una visione di sintesi di quelli che consideriamo i cambiamenti strutturali di maggior impatto per un media di servizio pubblico come RAI. Ricordo che il Consiglio di amministrazione, dopo un lungo e approfondito dibattito, ha approvato il piano con 5 voti a favore e 2 contrari. In coerenza con il contratto di servizio, il piano è stato quindi trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per le relative determinazioni di competenza. Torniamo al piano. Innanzitutto è sempre più evidente uno spostamento delle abitudini di consumo degli utenti verso piattaforme IP e mobile e verso modelli di fruizione non lineari. Si stima infatti che nel 2020 circa il 50% dei contenuti video e audio sarà fruito on demand e che la diffusione di smartphone e mobile broadband, aumentando il consumo di media e mobilità, favorirà ulteriormente la crescita della quota di utenti che utilizzano più piattaforme per accedere ai contenuti. Il pubblico dei giovani, la generazione dei millennials, considera sempre più web e social come forme principali di fruizione delle news, che diventano quindi sempre più native digitali, multiformato e multipiattaforma, per adattarsi a percorsi di visione e fruizione non lineari, quindi più articolati. Occorrerà quindi disegnare un'offerta fruibile all'insegna della massima libertà, svincolata da orari, luoghi e device. Il digitale rende accessibili contenuti in ogni luogo, su ogni dispositivo, con il rischio concreto di disintermediazione per i gruppi che rimarranno ancorati a logiche distributive tradizionali. La tendenza è chiaramente definita, visto che il processo di digitalizzazione dei media sta portando a una modifica dello scenario competitivo, con l'ingresso dei cosiddetti large internet player che dispongono di enormi risorse finanziarie da investire in contenuti e con la ricerca di scala dei player tradizionali. Basti pensare che nel 2018 Netflix ha investito circa 13 miliardi di dollari in contenuti originali, presidiando la catena ideativa attraverso contratti di esclusiva con sceneggiatori e produttori di punta del mercato. Cifre rilevanti sono destinate alla produzione di contenuti anche da Apple, Amazon e Facebook. In questo scenario di profondi cambiamenti, i servizi pubblici come RAI, BBC, France Television, ZDF sono fortemente sotto pressione perché devono capire come adeguare la propria offerta alle nuove aspettative del pubblico per restare rilevanti, gestendo allo stesso tempo maggiori vincoli rispetto ai gruppi commerciali, come la necessità di adempiere ai nobili obblighi di servizio pubblico o di tutelare l'identità culturale del paese. Dalle analisi condotte per la definizione del piano riscontriamo un generale ritardo dei servizi pubblici rispetto a questa trasformazione digitale, ma dalle esperienze dei gruppi più evoluti possiamo trarre giovamento per accelerare il percorso di cambiamento della RAI e ne abbiamo tenuto conto nel definire le linee di intervento che vi dettaglierò tra poco. Ad esempio, riscontrando che i servizi pubblici più avanzati nel processo di trasformazione digitale sono partiti dall'informazione, implementando nuovi modelli organizzativi che aumentano la centralità dei contenuti e ridefinendo i criteri di allocazione delle risorse tra offerta tradizionale e digitale. Siamo ben coscienti che la RAI opera nel contesto del mercato italiano, caratterizzato da alcune peculiarità, come un maggior affollamento dell'offerta televisiva. Ciò nonostante abbiamo riscontrato un sostanziale allineamento con i principali trend degli altri paesi europei. Ad esempio, inizia a evidenziarsi una riduzione della platea televisiva, soprattutto sul target più giovane ed evoluto, determinata dalla crescita dell'offerta degli OTT. L'offerta di questi operatori è infatti superiore alla capacità di visione da parte dell'utente, ma viene premiata proprio per la capacità di garantire grandi alternative di visione sempre disponibili. Se rimaniamo però all'interno della platea televisiva tradizionale lineare, sebbene con minore intensità, possiamo osservare lo spostamento dell'audience verso l'offerta tematica a scapito di quella generalista.
Infatti in Italia il mercato pubblicitario, inoltre scusate, il mercato pubblicitario della televisione mostra ancora una sostanziale stabilità, mentre il digital è in costante crescita e si è avvicinato al livello dei principali mercati europei. Cito come dato di riflessione il fatto che la spesa per la pubblicità digitale in Italia è ancora al 29% del mercato complessivo, similarmente alla Spagna, mentre in mercati più evoluti è più elevata, come Francia e Germania, dove la pubblicità digitale vale il 35%, per non citare poi mercati come il Regno Unito, dove è del 58%. Se da un lato siamo coscienti del percorso sfidante che attende Rai, è vero però che molto è stato fatto negli ultimi anni, anche in termini di digitalizzazione dell'offerta, e alcuni dei traguardi già raggiunti da Rai sono un'importante premessa al percorso di trasformazione da affrontare. Ricorderei i più rilevanti. Innanzitutto l'offerta Rai è ampia e di alta qualità, 15 canali televisivi in standard definition, 6 canali in alta definizione, 12 canali radiofonici, 2 piattaforme OTT. Questa offerta è premiata dal pubblico. Rai detiene infatti una leadership di ascolti sulla TV lineare, con un 36% di share medio nel 2018, e un posizionamento sulla radio con circa un 11% di share. Il contributo alla filiera audiovisiva italiana è sostanziato dalla posizione di rilievo che Rai occupa al suo interno. L'azienda infatti è il primo produttore di fiction in Italia e un primario produttore cinematografico con Rai Cinema. L'informazione Rai ha una chiara leadership in termini di audience televisiva, dove i brand dell'informazione Rai continuano ad essere riconosciuti come autorevoli e premiati dal pubblico, un patrimonio da difendere e valorizzare, trasferendolo anche sul digitale. Infine, se il mercato ci dice che i cittadini, in particolar modo i più giovani, privilegiano le piattaforme OTT, va ricordato che Rai già ha sviluppato, come menzionato prima, 2 piattaforme proprietarie e che Rai Play in particolare ha alle spalle una proficua fase di lancio e riscontra un crescente gradimento da parte degli utenti. Nel nostro piano abbiamo dato ampio spazio alle evoluzioni che contiamo di apportare a Rai Play per poter rendere Rai sempre più distintiva anche su questa tipologia di piattaforma. Se da un lato questi traguardi sono delle essenziali fondamenta per costruire il futuro del servizio pubblico, è altrettanto vero che Rai ha accumulato dei ritardi significativi che devono essere colmati al fine di completare il percorso di trasformazione di Rai a servizio pubblico media multipiattaforma. Prima abbiamo menzionato l'ampia offerta della Rai come un traguardo raggiunto, ma la polarizzazione di tutti i suoi canali sul medesimo pubblico, quindi una bassa differenziazione di questa offerta, penalizza la proposizione di Rai ai cittadini, evidenziando una debole caratterizzazione dei contenuti e inefficienze produttive dovute all'alto tasso di sovrapposizioni. Non sorprenderà il constatare che la cultura organizzativa della Rai attuale è quella di un grande broadcaster generalista. In un contesto di mercato in cui la digitalizzazione è la spina dorsale di qualsiasi evoluzione e proposizione al pubblico, anche la cultura organizzativa, che è fatta di persone, di competenze, di valori e di obiettivi comuni, non può che cambiare verso l'orizzontalità, la contaminazione, l'innovazione e l'apertura al cambiamento. Come naturale conseguenza della predominanza di un'offerta sui media lineari, TV e radio e di una cultura organizzativa da broadcaster, ne deriva che anche l'offerta informativa digitale è in ritardo e i modelli organizzativi attuali non agevolano la digitalizzazione di questo segmento di offerta al pubblico. Elemento che è comune anche agli altri segmenti di offerta, con una forte presenza di strutture organizzative verticali, spesso indipendenti tra di loro, che producono e distribuiscono senza un confronto a monte sulle sinergie perseguibili. La produzione può giocare un ruolo rilevante nel massimizzare le efficienze tra le varie piattaforme, ma al momento viene considerata dagli editori come un fornitore interno, limitando la capacità strategica di indirizzare a monte i modelli produttivi e generare razionalizzazioni e aumentare la qualità dell'offerta. Questa poca focalizzazione sulla declinazione multipiattaforma penalizza soprattutto le piattaforme innovative, quali Rai Play, che essendo basate principalmente nel riproporre in modalità digitale i contenuti che vengono erogati sui canali televisivi, ha un potenziale ancora inespresso. Il ritardo sul fronte dell'offerta ha un impatto anche sulla raccolta pubblicitaria, che, ricordo, contribuisce per circa il 25% al fabbisogno annuale di risorse finanziarie di Rai, utilizzato anche per la programmazione di servizio pubblico. Ad accentuare il ritardo di Rai nei confronti del mercato vi sono 2 elementi. Dal lato, il non essere riusciti a inserire negli anni passati risorse con spiccate competenze digitali.
Dall'altro la complessità del codice appalti che condiziona l'iter di acquisto di beni e servizi, rallentando la capacità di RAI di completare gli investimenti stanziati, fenomeno che ha ulteriormente accentuato il ritardo tecnologico del gruppo. Tante evoluzioni e cambiamenti esterni ci hanno portato a considerare come far evolvere la visione di RAI per abbracciare l'esigenza di rinnovamento dettata dalle mutate abitudini di consumo. Nel piano lo abbiamo delineato in modo specifico, esplicitando che, cito testualmente, RAI deve cambiare per continuare ad essere il punto di riferimento culturale del Paese, innovando nel rispetto dei vincoli del contratto di servizio, delle identità locali, delle necessità di inclusione e di supportare in Italia e all'estero il sistema Paese. A una visione istituzionale deve però corrispondere anche una missione operativa che sia coerente con l'impostazione strategica dell'azienda e con gli obblighi di servizio pubblico e di supporto al sistema. Nel piano abbiamo quindi definito questa missione esplicitando in modo chiaro che RAI si pone l'obiettivo di completare la transizione da broadcaster a public service media e che anche in questo caso, cito testualmente dal piano, punterà a intercettare gli utenti sulle piattaforme di loro elezione, coniugando i principi di universalità e di autorevolezza con l'innovazione di stili e di linguaggi. Arriviamo quindi a come abbiamo tradotto le esigenze di cambiamento che arrivano dal contratto di servizio, dal mutato scenario dei media e dalle dinamiche competitive del mercato italiano in specifiche aree di intervento, 4 in totale, e le conseguenti linee strategiche. Scusate. E questa era una parte ampia ma non integrale dell'audizione di Marcello Foa e Salini. Giovedì ci saranno le repliche dei partiti, quindi la parte, se vogliamo, più frizzante di questo argomento. Che cosa però si può dire già dopo questi 2 interventi? Restando soprattutto a quanto detto da Foa, si può parlare di un equilibrio di forze politiche che, dati alla mano, sono più rispettati rispetto al passato. Certo, non ci nascondiamo un fatto, che probabilmente è il metro che è sbagliato, perché calcolare lo spazio dato a ogni formazione politica, a ogni pensiero politico, sulla base del minutaggio in cui se ne parla, non è un metro affidabile. Probabilmente bisognerebbe ripensare tutto. In parte durante le campagne elettorali si fa con i famosi, forse un po' grotteschi, forse un po' spazi autogestiti, che sì, sono un po' naif, sono, se vogliamo, un pochino ingessati, proprio perché non fatti da professionisti dell'intrattenimento, ma quando vedi il messaggio autogestito di Potere al Popolo, di Casa Pound, di quelle formazioni che generalmente sono escluse dall'offerta politica, non so voi, ma chi ha interesse verso la politica tende le orecchie e sa di andare a sentire uno spazio che non è mediato, proprio come Radio Padania, che vi porta una voce vicina, adesiva, interprete alla voce della Lega, ma soprattutto, come sapete, più che la voce della Lega noi cerchiamo di essere l'orecchio della Lega, o meglio gli orecchioni della Lega. Allora, amici, a Pinti ti manderei Pedrini. E chi è Pedrini? Ad Avenì Baffone me lo ricordo, ma Pedrini chi? Omar Pedrini? Chi è Pedrini? Ti manderei Pedrini. A Pinti, 2 punti. Ti manderei Pedrini. No, Max, io non posso andare a casa con questa roba.